nato il 19 febbraio 1876 ai piedi dei Carpazi in Romania, morì a Parigi alle 2 di notte del 16 marzo 1957. Nel frattempo fu pulitore di botti, tintore, commesso, cantore, violinista, scultore e fotografo. Il Museo Nazionale d'Arte Moderna di Parigi conserva 1700 foto, per lo più di opere sue. Grazie a Man Ray, che gli consigliò il primo acquisto. Lasciamogli la parola. Sono orgoglioso, fiero. E la mia maestra esprime questo sentimento nel movimento, anzi nell'impulso che ha di prendere il volo. Ci riesca o no, quel che vale è la sfida alla forza di gravità. Il volo ha occupato tutta la mia vita e gli uccelli, tra loro sono differenti, esprime la gioia dell'anima liberata dalla materia. Il fine dell'arte è creare la gioia, non credo al tormento creativo. Michelangelo è stato succube del suo tormento interiore. Si ispirava alla scultura della Grecia decadente, a Laocoonte. Preferisco il suo David, il classicismo plastico. La Venere di Milo è l'apice dell'arte della bellezza. Canova? No. Il suo Paride è carino, non è magnieloquente. Si deve attendere Rodin per ritrovare una dimensione umana. L'arte deve essere semplice, scorrevole come l'acqua. In Mademoiselle Pogany la testa, i capelli scorrono all'unisono e le curve fluenti, carezzevoli, perché una scultura deve essere toccata. Anche di questa ne ho fatto una serie, cercando la massima compattezza. Socrate ha voluto esprimere l'idea di un cervello che attraversa il tempo, lo spazio, o, se vuole, ne è attraversato. Leda, la riconoscete? È trasformata in cigno, inginocchiata, il busto piegato all'indietro. Ora si è alzata, insomma, vedete un po' voi. Sapete, è privilegio femminile poter mutare. Il bacio, tratto da un monumento funebre per una coppia di sposi defunti, è diventato per voi un augurio di San Valentino. E io che ho dato alla scultura la forma di M, morte, per il cimitero di Montparnasse, ove, lei lo saprà, se mi ha cercato, io riposo. Adamo ed Eva, anzi il contrario, perché lei è sopra, è la terra, è la fertilità, il germoglio, lui sotto, che fatica nel coltivarla. Il gallo, c'est facile, c'est moi. Questa tavola con sedili in pietra, inamovibile, non scricchiola perché rispetta il silenzio. Come la colonna senza fine è il desiderio di salire, volare nel cielo, un silenzio in elevazione, o l'opposto, una principessa in meditazione, e se la musa dorme, giace anche senza cuscino. Ho cercato
la semplicità, la perfezione dei sassi lisciati dall'acqua del torrente che scendeva dai Carpazi. E mi ritrovo, ironia della sorte, coperto da una lastra squadrata.